aspetta! Non ancora, un servizio organico non posso dartelo! Le notizie arrivano confuse! Dovrò andarci io lassù! Comunque lascio il nostro libro in prima pagina! Tu, passa la me, andiamo, Coraggio, capo, devo andare peggio. A che ora siete entrati in contatto fuoco? Stanotte alle 2 hanno ferito 2 dei nostri e sono riusciti a sganciarsi. Grazie. Senta, secondo lei perché non riuscite a prenderlo? Lo chiede a noi. E a chi lo devo chiedere? Beh, prima erano questioni fra loro, come furti di bestiame, vendette, tutta roba così. Poi hanno scoperto che rubare un uomo è più facile che rubare un gregge e fanno il sequestro di persona, che oltretutto rende cifre astronomiche. Anche 100 milioni è arrivato a chiedere Graziano. Avete agganciato Graziano? Penso di sì. Grazie. Quali sono, secondo lei, le cause del banditismo qui in Sardegna? Guardi, il discorso sarebbe lungo. Faccia un giro per gli ovili e veda che vita fanno i pastori. Si renderà conto di molte cose. Li ho intercettati, Graziano. Saranno un migliaio fra carabinieri e bassi blu. Siamo fottuti stavolta. Gli altri dove sono? Siate solo noi. Di che è buio non vi preoccupate. Dobbiamo essere in cima prima che arriva l'alba. Sono ancora lontani. Quando arrivano qua saremo sul sopramonte. Avanti. Allora, signora, cominciamo? Cosa volete? Volete sentire che cosa prova una madre quando fuori sparano al figlio? Ma voi non siete cristiani, siete cani rabbiosi. Ripigliatevi il vostro sporco denaro e andate via da questa casa, via! Ma perché? Potrebbe essere una cosa utile a Graziano, ci pensi, signora? Orgosolo, l'alba d'un mattino del marzo 68. La Barbagia è la zona più interna della Sardegna. È un angolo d'Europa, ma non appartiene all'Europa. Qui la cultura europea non è penetrata. A partire dal IV secolo a.C. la Sardegna ha subito molte dominazioni, però i dominatori, gli oppressori, non sono mai riusciti a conquistare la Barbagia. Nel resto della Sardegna vivono popolazioni influenzate dai costumi dei dominatori. Sono i sardi collaborazionisti, prima africanizzati, semitizzati, romanizzati, in seguito spagnolizzati, piemontesizzati e adesso americanizzati. La Barbagia invece è la terra dei resistenti. I pastori barbaricidi saranno forse all'anno zero della civiltà tecnologica, ma sono certo all'anno 3000 della loro civiltà, che è una civiltà con aspetti barbarici. Io ho paura di morire, qui ci beccano tutti e due. Io non so che bestia è la paura. Se ha piume o peli o se vola o striscia. Io non ce la faccio più. Mi fermo. Muoviti o t'ammazzo! Qui ci ammazzano loro. Svegliati! Andiamoci. Non accorgi quando sei miserabile e vigliacco! Andiamo! Muoviti! Nessun fuorilegge in Italia e forse in Europa ha causato una mobilitazione di forze come questa del marzo 1968. Il duello sembra assurdo, 1000 contro 4. Ma Graziano Cassitta ha dalla sua questa terra, la Barbagia. La selezione da cui egli esce parte da molto lontano. In Barbagia, da secoli, l'educazione dei ragazzi pastori segue rituali che forgiano generazioni di ribelli e di combattenti.
Anche Graziano fu iniziato al coraggio secondo questi rituali. Il cimitero di Orgosolo. Ogni fiore portato via da una tomba, un soldo per premio. Il bambino deve abituarsi a dominare la paura. Così va bene, figlio. Hai fatto come ti ho detto. Anche negli anni dell'adolescenza l'iniziazione di Graziano segue le regole barbaricine: violenza e silenzio. Che hai fatto? Sono caduto. Non arrenderti. Vi ammazzo tutti, vi ammazzo! Graziano però si distingue per l'uso precoce delle armi. Signore, è un delinquente nato. È solo un ragazzo. Ma se lo tenga, 6 mesi di riformatorio gli faranno bene. Io non so più come tenerlo. Ma il riformatorio, come oggi in Italia, non rieduca. 1960. A 18 anni Graziano tenta di rubare un gregge. Il primo carcere. Hai sentito quel fatto che è successo in paese? No, cosa? Hanno morto a Pietrino Costa. Quando? L'avevano sequestrato 10 giorni fa. Cos'è? La famiglia non aveva pagato. Magari avrà anche pagato, questo non lo so. E perché l'hanno morto? Perché la polizia ha cerchiato il punto dove Pietrino Costa era tenuto prigioniero e chi lo teneva prigioniero prima di scappare lo ha ammazzato. E adesso i poliziotti scenderanno in paese come cavallette. Sembra farsi finalmente un po' di luce. Nel corso delle indagini sul sequestro e l'uccisione del possidente Pietrino Costa, i carabinieri hanno arrestato 3 pastori di Orgosolo, i fratelli Cassitta Giovanni, Cassitta Pietro e Cassitta Nicola, nel cui ovile, come è noto, era stato rinvenuto il cadavere. Il triplice arresto, destinato a mettere fine al recrudescente banditismo sardo. Graziano, fratelli miei. Grazie. Vi hanno immischiato. Perché? Valla a capire. Ma la polizia, per difesa, cosa avete detto? Abbiamo detto che noi non c'entriamo. Che prendano gli assassini veri. È stato Peppe Cascauco e i suoi a ucciderlo. Lo sanno tutti, solamente la polizia non lo sapeva. Cosa c'entriamo noi con Peppe Cascauco? Ma li hanno presi. Ma che? Non ci sono riusciti. Nel monte sono. Latitanti. Latitanti, Peppe Cascao e gli altri accusati dal fratello di Graziano hanno trovato rifugio nel sopramonte di Orgosolo. Li approvvigiona lo stesso fratello di Cascao. Andrea, hai sentito niente in paese? Dice che i Cassitta verranno rilasciati, che li premiano per l'accusa fatta a noi. Ma così circola la voce in paese. Miserabili, cani buoni solo a leccare piatti. Giù a me la polizia mi perseguita. 3 perquisizioni in 2 giorni. E dicono che mi vogliono dare il confino perché sono tuo fratello. È una grande disgrazia se lo fanno. E poi che lo guardi il nostro gregge? Mamma. Izumeo e Grazianetto. Vento furioso in testa per tutta questa nostra storia. Grazianetto dice che siamo esposti alla vendetta. Tieni giù la testa, tieni giù la testa, fammi vedere. Il sangue! Non si ferma! Non si ferma! Questo qui, Graziano, sta... Andiamo su, ti porti all'infermeria, cammina. Coraggio. Su, forza! Questo bisogna portarlo all'ospedale. Sì, signore. Registra, infermiere. Andiamo, Graziano. Allora, medicazione provvisoria, ha prescritto il ricovero ospedaliero del detenuto.
Eccomi. Che fai, la schedina? Ma no, le parole crociate. Novità? Né. Aprite! C'è uno che scappa! Un malato! No, là! Come ci sei riuscito? Beh, così è. Me ne sono andato. Hanno perquisito tutta la casa. E che la perquisiscano 100 volte, tanto non mi prendono più. Però guardati le spalle. E da chi me le devo guardare? Dai nostri amici latitanti. Da tutti quanti. A Cascao e Soci si alzano un dito, ci penso io. Li faccio a pezzi e ogni pezzo non sarà più grande di un dito. Calmati, Graziano. Nessun colpo di testa. Siamo tutti interessati, noi e i latitanti, a starcene tranquilli e in pace. E chi gratta il cane alla fine si attacca alla rogna. E tu di quella genia ti fidi? Buono, Graziano. Ho molto più pratica di te. Ma l'esperienza non lo salva. Nel giugno 1961 il fratello maggiore di Graziano cade in un'imboscata tesagli dai nemici latitanti. Te sei dimenticato che a chi troppo parla gli entra la mosca in bocca, carogna! Cani rognosi! Dovevate lasciarmi ammazzare tutti, dovevate! Lasciarmi libero, mi dovevate! Quando li volevo ammazzare tutti! Questi cani rognosi! Con le mie mani dovevo farli a pezzi! Ma perché? Perché mi ho ascoltato? Ma io gli schiaccio Devi stare nascosto! fermi! Hai capito? Pagheranno i debiti malditi! Pagheranno! Fermi schifosi! Graziano! Schifosi! Grazianendu! Graziano cercò Cascao e gli altri del gruppo. Non li trovò. Doveva comunque... Novembre 1962. La famiglia di Graziano ha avuto un caduto. La famiglia Cascao ha pagato. Il paese è diviso dietro due funerali. Nessuna delle due famiglie è responsabile di quel primo delitto. Ma la paura di una giustizia ufficiale che arriva dall'esterno ha buttato su due rive opposte due gruppi di famiglie. Chi è il maggiore colpevole? Colui che ha usato per primo la lingua appellandosi alla giustizia esterna e aprendo la spirale della catastrofe? O colui che ha ucciso per primo? Secondo il codice della Barbagia, il conto è alla pari. Ma ogni giorno potrebbe riaprirsi l'eccidio. Anche oggi. Graziano ha fatto una cosa giusta. Che fa un uomo valente se gli uccidono un fratello? Si vendica e salva l'onore della famiglia. Ma per la legge ufficiale è un delinquente. 13 novembre 1962, il secondo carcere. Ah, grazie.
Prova un po' a scappare da qui se ti riesci. Da Spolino. Graziano, è tornato Graziano! Ho visto, è tornato Grazianino! Graziano, vedi che ti prendi la libera uscita! Dove tornare, si colpa, E facci, non faccio aspettare! Ti porti con te la prossima volta! Oh Grazianino, se ti ricapita, chiamami, ti faccio da spalla! Da molto ci sei? Un mese. E per cosa? Uso di automobili. Adesso arrestano anche per uso di automobili. No, era la mia. Io l'ho presa. E così l'accusa è stato furto. Parli strano. Di dove sei? Sono spagnolo. Caspita, spagnolo. Di Madrid. Di Madrid? Cittadino sei. E com'è che ti hanno fregato qui in Sardegna? È una storia lunga. Dopo che ho finito il liceo, ho frequentato l'accademia. Mia madre è morta. Mio padre si è risposato. È direttore della metropolitana di Madrid. Pezzo grosso, tuo padre. Direttore della metropolitana. Sarebbe una fabbrica o cosa? Una fabbrica? La metropolitana. E c'è un treno. Ma c'è un treno che cammina sottoterra. Come a Parigi e a Londra. Ne inventano i forestieri. Poi un giorno me ne sono andato via. E a Parigi mi sono arruolato nella legione straniera. Marsiglia, Bonifacio in Corsica. Ma era una vita di merda. E così una notte ho rubato un motoscafo. E me la sono squagliata. Poi l'affare della macchina. Ed eccomi qua. Allora anche tu fuggi. Anche tu sei capace di fuggire. Perché anche a te è capitato di scappare qualche volta. Alzati in piedi. Dai. Adesso salta. Vediamo se arrivi a toccare il soffitto. Dai. È alto. Sei un acrobata. A me, modestia a parte, qui non mi ci tengono. Io me li fotto tutti. In prigione non mi ci tiene nessuno. Tu sei pratico di processi, no? Sai quanto sono importanti i testimoni. Se uccidi un uomo, per esempio, e hai dei buoni testimoni, ciò che sembra omicidio premeditato diventa legittima difesa. Ma finché sei qui dentro non è facile che i testimoni dicano le cose che vuoi fargli dire. Che quella sera al caffè le cose sono andate in un altro modo. In che modo? Pensaci. Cascao non aveva tirato fuori un coltello. La gente che era al bar ha visto tutto. Sarebbe lieta di aiutarti se tu ci andassi a parlare. Sai come si convince subito la gente quando ha paura. Lo puoi fare? Trova tu il modo. Ma devi uscire fuori da qui. Pensa quando ad Orgosolo sanno che tu giri libero. Qualunque cosa tu gli chieda, la faranno. Lui ti ha minacciato col coltello e tu hai sparato. Bene, Graziano. È tutto chiaro. Ti posso trovare un buon avvocato. Fuori non sarai solo. Incontrerai degli amici.
ti faranno arrivare fino a Orgosolo. Guardia! Hai qualche idea in testa? Ma che intenzioni tieni? Oh, prova un po' a farti i fatti tuoi. Oh, sta bene. Lo dicevo solo per avvertire Che forse non è il momento giusto. Stanno arrivando un mucchio di poliziotti dal continente e truppa specializzata per dare la caccia ai banditi. Ma Un'invasione non di per cose che sono capitate al mio paese. Vogliono prendere Antonio Masala, uno di Ololai. Antonio Masala e i suoi compagni. Antonio Masala non c'entra col mio paese. Ne ha combinate molte. Lo sa lui. Ma comunque, se te la squagli, io vengo con te. Questo ci porterà fortuna. Ma tu ci credi? Ci credo sì. Dai, muoviti. Muoviti. Dai. Fatti la croce. Ti pago. Antonio Masala, di Ololai. L'agghiacciante crudeltà che caratterizza le sue imprese lo porta a compiere il 12 marzo 1966 Cili. Salvatore! Tra le vittime c'è un bambino di 10 anni. Avrà avuto le sue ragioni. Sarà stata una spia. Magari anche per la donna, a sapere perché. Ma il bambino è stato brutto ammazzarlo. Ognuno sa le cose sue, io non giudico. Ma il bambino... Perché bruci quelle carte? Non avrai mica intenzione di filare? Senti, Graziano, se tu decidi e quando decidi, io vengo con te, te seguo. Ma che ti credi? Che è roba di studenti signorini, la vita fuori nel mondo. E chi è signorino? Ho fatto la legione straniera io. Ma nel monte è diverso, è un'altra cosa. Tu il freddo gelato, lo sai? E dormire avendo sempre la roccia per letto e cuscino, con un occhio nel sonno e l'altro sempre sveglio, attento all'improvvisata del poliziotto. Queste cose le sai tu. L'istinto che ti guida e l'occhio pronto per distinguere l'amico vero dalla spia. Ce l'hai. Poi correre sempre, non fermarsi mai, vita di cinghiale. Ne hai un'idea, Miguel? E se ti offendono, la risposta pronta. Allo schiaffo, la stoccata. Ma tu le sai queste cose? No, tu sei un cittadino. Ti hanno cresciuto a burre al latte di gallina. Io a Parigi, prima di andare nella legione straniera, arruolato. Assalti alle banche, furti, rapine, fughe. Giorni e giorni per sfuggire all'inseguimento dei poliziotti. Anche io ho fatto la vita dura, sai? Non t'abbiamo mai detto di fare di testa tu, Antonio Masala. T'abbiamo dato le armi che hai voluto, le notizie sulle persone da rapire. Abbiamo impegnato soldi e reputazione sul tuo lavoro. E tu che fai? Ammazzi un bambino di 10 anni e hai tutti contro. Perché non sei stato agli ordini? Io non prendo ordini da nessuno. Gli ordini me li do da me. Non ho avuto niente gratis da voi. Viato e parecchio. Sanguisughe. Stai attento che finirai male. È un confidente. Dice che può farci catturare Masala. Controlla il numero di partenza della telefonata. Sì, commissario. Chi lo accompagna sull'Alba Santa Paolelate non trova il modo di uscire in tempo dall'automobile. Potrebbe esserci un conflitto e noi Masala vogliamo, non altri. Credo che ora i sardi potranno respirare. Liquidato Masala, il banditismo è in ginocchio. Ci sarà pace per molto tempo. Circa 10 passi.
Dobbiamo andare a Tissi. Fretta. A Tissi? A Tissi sono 20 chilometri. Io faccio servizio soltanto in città. I soldi li abbiamo, non si preoccupi. Andiamo. Sto andando. Ma perché va così piano? Forza, abbiamo fretta, vado avanti. Acceleri. Ma cosa, si sente male? Non si preoccupi, vada. Che sta succedendo qua? Ah, non lo so, da queste parti c'è il carcere. Ma qualche canaglia che sarà scappata. Ma che le passa? Si ferma. Perché si è fermato qua? Devo fare un po' di benzina, signore. E proprio adesso? Adesso, la benzina si fa quando manca. Pino. Finisco e vengo a vedere ora. Dai. Siamo alto, Vedi, quello è il mio paese. Ci fa freddo però. Freddo qui, sentirai al monte. E cosa chiesto? Miguel, este spagnolo. Inteso, dalle a una macchina e da ammittio. Una lingua che resti così, non t'ha da essere reso in latitanza. No, poi. Te pare Tommy ne banditare? Se se ne anda da casa sua, mi vai di uno favore. E io non lo abbandono. È solo con mente canna in suento. Non lo posso abbandonare. Fra poco me ne salgo a casa. Aspetto che è notte. Intanto me ne vado lì vicino. Dai, Miguel. Voi siete? Io. Salute, zio Bore, sono io. Non eri in collegio? Un po' di libera uscita. Data o presa? Presa. Bravo. In gamba. Non temete, mamma. Niente colpi di testa. Io Cascao lo lascio tranquillo se lui non mi cerca. Un fratello suo e un fratello mio. Siamo pari. Se lui non mi cerca, io Cascao non lo cerco. Stai attento con chi vai, figlio mio. Chi è quel forestiero? Era in debito di un fratello, ma ora il debito è pagato. E siamo pari. Io non ho ragione di vendetta, se non mi provoca. Dice che avevi il debito di un fratello, ma che ora siete pari. Dice che non ha ragione di vendetta se non lo provochi. Io non gli ho preso il fratello, ma è stato lui che ha preso il fratello a me. L'hanno ingannato se gli hanno detto che il fratello sono stato io a prenderglielo. Dice che non l'ha morto lui, tuo fratello, che t'hanno ingannato. Allora la vendetta non è chiusa. Chiediglielo. Allora la vendetta non è chiusa? Per me la vendetta è finita, però perdonarlo non posso. Se lui non sconta gli anni di prigione per l'uccisione di Andrea, sarà pace, ma non perdono. Dice che per lui la vendetta è finita. Però se non sconti gli anni di prigione per l'assassinio di Andrea, ci può essere pace, ma non perdono. In ogni modo, è pace. Allora dice se è pace. Pace. Sarà pace.
Buono, fatti là e sta tranquillo. Ma cosa? Sto tranquillo e obbedisci, non fare scatto. Ma cosa vuole? Su, obbedisci che non ti succede Dove niente, mi non ci portate? pensare. Aio. E per rivedermi vivo, scrivi chiaro che devono leggere, eh? Ti prego con tutto il cuore di pagare la somma di lire 8 milioni. 8 in cifre. Numero, insomma. Tu sai che la vita dei figli non ha prezzo. Questo ricordatelo. Fallo per me. Perché se vai dalla polizia, questi mi ammazzano. Scrivi? Firma. Mettigli il cappuccio e portalo dentro. Bonario! Ci aggiungo un altro zero. Così sono 80 milioni. Se si spaventava, lo dovevo bastonare. Meglio così. Mi volevi? Sì, Gonario. Prendi questa lettera e portala in città, al dottor Spina. A lui in persona, a nessun altro. Va bene, vai. Con te ci vediamo domani. Che si fa? Ci facciamo vivi? Certo. Non dovete pagare il riscatto. Perché non lasciate fare a noi? Se continuate a pagare non la smetteranno più. Se oggi c'è un bandito, domani ce ne saranno 10. Guardi, anche 1000. Ma io di figli ne ho uno solo. Brutta faccenda questa, eh? Chissà come andrà a finire. Beh, se non si sporca. Se non si sporca, in che senso? Nel senso che lo possono ammazzare. Sì, ma il padre, 80 milioni per quanto guadagni, dove li trova così, su due piedi? Lei sarà anche un bravo giornalista, ma non è pratico di qua. Scusi, ma che crede che siano per lui 80 milioni? Con tutte le proprietà che ha. Ha le proprietà di sua moglie, ha il mulino e il caseificio, ha i pascoli, ha voglia se li trova. Poi 2 milioni glieli do io per il pascolo e anche più. Poi mettici 3 milioni che gli dà Antonio Zuanni. E quasi altri 3 glieli do io. Allora vi sembra giusto tutto questo? No, per me non è giusto 80 milioni. È un po' troppo. Magari 30 o 40. Tu vai a quel costone, l'acqua te la portiamo su noi. E a questo qui facciamolo bere. 7 giorni sono passati. Su, bevi che è meglio dell'acqua Mi minerale. avevi promesso che in meno di una settimana mi mandavi a casa. Oh, non dipende da noi, dipende da tuo padre. Finché non paga. Ma sono stanco, Graziano. Non cammino più. Non ce la faccio proprio, abbi pietà. Ah sì, a me chiedi pietà. Ci vuole un bel coraggio. E tuo padre pietà quando l'ha mai avuta. Lui proprietario della terra, bello e comodo, in città. E i pastori qui a svenarsi. A lavorare per questo, nebbia e vento. Siamo noi quelli senza pietà. Tuo padre no, è lui che si è ingrassato sulla fatica di tutti. Lui è una persona rispettabile, lui. Andiamo, muoviti che è meglio. Sei giovane, cammina. Andiamo. Alfredo, che io ti sono amico, lo sai. 80 milioni, certo, non sono una lira. Però posso aiutarti a trovarli. C'è un tale che sarebbe anche pronto a darceli. E in cambio che vuole? Solo il caseificio. Sì, lo so che vale almeno il doppio. Ma quando si deve vendere così, alla svelta... E poi non hai scelta, si tratta di tuo figlio, no? Certo, di non riconoscere nessuno. Gliel'ho detto, commissario. Ero bendato e non ho visto nulla.
che vuoi? Accendere il fuoco, così vedono il fumo e ce li tiriamo addosso. Perché sei una signorina? Ma che razza di guerriglia hai fatto tu? Senti, io devo dirti una cosa che non ti ho mai detto. In realtà, io la legione straniera non l'ho mai fatta. Sì, è vero che sono scappato dalle Spagne, ma per ragioni politiche. Perché a me mi piace la rivoluzione. E qui ne puoi fare 100, 1000 rivoluzioni. Però, se non cominci di qua su, la rivoluzione non la fai. No, mangia, che se non t'arrangi crepi di fame. Acqua piovana. Se ti ci abitui a quello che ti manda il cielo, non ti tiene dietro nessuno. Resisti per mesi. Capito? Graziano, neanche sotto i ponti di Parigi, in dicembre, c'era un umido così. Devi abituarti a vivere come noi. Il pastore conosce il letto solo 3 volte nella vita. Quando nasce, quando prende moglie e poi quando muore. Contenti voi? Sì. Lo fai fuori mentre dorme e sei ricco. Su Graziano c'è una taglia di 10 bei milioni che ti metti in saccoccia. E io te ne do altri 10. Finiscila, hai sentito? Sta zitto. Graziano gli amici non li tradisce. Sì, io non tradisco Graziano. E ora taci se no ti spacco i denti. Senti, sei libero, ma non ti muovere prima che siano passate 4 ore. Quando viene la televisione per l'intervista, di 80 milioni. La tua famiglia ha pagato 30, ma tu devi dire 80, perché 30 è un favore che faccio a te, solo a te. E non voglio che gli altri si mettano illusioni in testa, capito? Sì. Un po', hai visto nessuno? Boh. Per favore, ti domando se hai incontrato nessuno. Fate voi. Che cosa? Io ti sto facendo una domanda. Cosa faccio? Boh. Che? Conosci Graziano Cassitta e Miguel Lopez? Li hai visti per caso da queste parti? Ma chi sono? Dove abiti? Qua, in paese. Andiamo in cenno che non ci si cava niente a sti fatienti di pastura. Andiamo. Adesso il mille la vita, ma io ho questo ragazzo di polizia. Stanno a portare a Telebische. E certamente non si prende la pressione. Allora costare 1 miliardo da pagare questa polizia. E sapete la mia se 1 miliardo lo dare a noi, sarebbe pagato rubare cristiano. A me Grazianetti non mi ha disturbato mai. Io quando sono stato confinato per favoreggiamento, mi campasse famiglia, mi campaia da. Magari, suo carattere suo, ma non è male. La polizia si è fatta viva. Se ti costituisci ti danno 50 milioni. Ma ti puoi fidare? Per me è meglio se ci pensi un po' sopra. Graziano? Io lo dico nel tuo interesse, se la polizia, quando ti sei fatta arrestare, non ti paga, tu che fai? Sei tu che devi decidere, io non ti voglio influenzare. Se resti libero di milioni ne puoi avere non 50, ma più di 500. A proposito, ci sono dei giornalisti che vogliono intervistarti. Pagano, offrono molti soldi, sai Graziano?
Adesso fai tu, racconta tutto quello che ti va, la tua vita, quello che vuoi. La vita è troppo lunga e non abbiamo tempo. Comunque voglio dire quello che mi sta a cuore. Tanto fotografa tu, Sì, voglio dire che io non sono un criminale. Mi accusano di tante cose, ma io mi difendo soltanto, non sono un criminale. Senti, adesso continua a dire tutto, parlando e camminando, mentre noi ti fotografiamo, Vai, parla pure di movimento, come Io non sono mai stato un criminale, potete scriverlo perché è vero. Io mi difendo, non faccio altro. Fai vedere quando lanci una bomba a mano. Così? Bene. E non mi prenderanno. Possono mandare tutto l'esercito italiano. Possono mandare cannoni, aeroplani. A me qua nessuno mi prende. Qualcuna di profilo, Fermo. E scrivetelo sui giornali che io sono il re della barbagia. E nessuno mi potrà mai mettere in trappola. Perché la gente è con me. Io sono il capo della gente misera. Li prendo i soldi, li prendo solo da chi li ha. Va là sopra. Sì. Ecco, parla. Diteglielo al presidente Saragat se mi vuole in Alto Adige. Io ci vado e subito se mi ci vuole. Ci vado con i miei uomini. E libero l'Alto Adige da tutta quella gente che... Vai sull'albero, su. Là. Ma ditegli anche al presidente Saragat che in cambio voglio la libertà. Perché sono un combattente, non un criminale. Se faccio la guerriglia sul serio, batto tutti. Soltanto io ho l'occhio, la mira, la mano, il polso, le gambe per correre e i polmoni per non fermarmi mai. Adesso scendi, prendi il mitra, fai vedere quando spari agli elicotteri. Dammi l'arma. Così? Dai, fatti vedere. Tanto sai, ti conoscono tutti. Facciamo una bella fotografia. Sei qui, non hai difficoltà oramai. Anzi, in fondo sei uno straniero. Forse hai meno grana che se fossi italiano, no? Non è vero. Ne ho invece, forse più degli altri. Perché? Perché io sono un rifugiato politico. Ah, un rifugiato politico. Questo è interessante. Cioè hai avuto guai con la polizia in Spagna? Per la stessa ragione per cui ne ho qua. Hai guai di natura politica? Sì, come ho detto, per la stessa ragione. Combatto qui come combattevo in Spagna. Cioè questi tuoi compagni che noi chiamiamo, insomma, banditi, per te sono dei ribelli? Sì, sono dei ribelli, sono dei guerriglieri. Combattono per una ragione giusta. Mi scrivono donne forestiere. E ce l'hai qui con te queste lettere, fa vedere. Ecco qua. Non hai anche delle fotografie? E come? Io ho fotografie. Le donne forestiere hanno simpatia per me. Falle vedere al fotografo, aprile così. Ecco. Tienile davanti a te, aspetta. Forestiere che hanno simpatia. Fagli una fotografia così. Belle ragazze, però sono di carta, di carta. Lo dice lei? Come lo dico io? Qui, questa è carta. Che fate? No? Ragazzi, non possiamo cambiare di la quinta volta che lo scuola. Ti comincia a dargli da bere, vedi se lo riesci a smettare. Sì, cara, e divertitevi, avanti. Ragazzi, divertitevi o mi arrasto. Che fai, Lorenzo? Stai tutto solo, no? Non ti diverti? Sì. Ci vuole un po' di fuoco. Sì. Ti piace bere? Ma non molto. Quanto basta? Grazie. È molto riconoscibile. Andiamo di là, è meglio. Apri. Ah, lo sai che per meno di 100 io non mi muovo. Ma le altre erano vere straniere, sai, ballerine da spogliarello. Sì, ha preparato tutto lui. Quello per me è un cretino, mi crede francese. Ma figurati se mi lascio fregare da quello lì. C'era un ragazzo però niente male. È formidabile. Con un tale fisico. È un bandito. Un bandito, ti dico.
Sì. È lui. La prossima volta ti porto anche a te. Hai capito? Non capisco. Se vuoi essere libero, soldi ci vogliono. Soldi. Tanti. Ma come? Non ho capito niente. Ma come no? Adesso ti faccio capire meglio. Questa è per difendersi dai banditi. 10 mitragliatori, 2 casse di bombe a mano, 10 pistole calibro 9. Pronto? Vorrei parlare con Nanni. Giovannella! Nanni, ce la porti sempre via. Vieni, ti faccio vedere una cosa. Ma dove andiamo? Qui a 2 passi. Là davanti. Ti piace? È la mia macchina nuova. È bellissima. Può fare 200 km. Fammi fare un giro. Adesso non posso, devo scappare. A domani. Ciao, Ciao. matto. Nasconditi là in mezzo. Aspettiamo il buio. Tu resta di guardia. Sei tu, Nanni? Sì, mamma, sono io. Sto prendendo la macchina di babbo. Allora non resti a cena? No, anzi se telefona a qualcuno, digli che sono fuori città, ritorno domani. Va bene, divertiti. A non si bere. Andate, a domani mattina. Guarda chi si vede. Sarrelli, che fai? E che vuoi che faccia? Sto facendo la notte. Posso andare? È un mio amico, un universitario, può passare. Cosa porta nel cofano? Ho delle cassette di melle. Faccia un po' vedere, va, per formalità. L'assurdo crimine che è costato la vita a 2 agenti della polizia stradale ha riempito di sgomento l'intero paese. La presenza del capo dello Stato, Saragat, ai funerali oggi qui in Sardegna, testimonia la solidarietà della nazione per i caduti. L'Italia è in lutto. Tutta la città prende parte ai funerali. Il rito è celebrato nella cattedrale. Qui oggi sentiamo di quanto sangue grondino le gesta dei banditi sardi. Nuove misure di repressione sono state adottate per la cattura dei banditi. Non voglio pagare per gli sbagli vostri! No, Graziano, fermati! Mardoso! Tutte le coglionerie che fa! Lascialo! Ricadono su di me! Lascialo, Graziano, fermo! Lo ammazzi! Te lo insegno io a giocare al brigante! Maledetto merdoso! Mi arrestavano! Mi mettevano in galera! Ti andavi! Non voglio morte inutili! Graziano, fermo! Sulle mie spalle non voglio che vengano caricati questi 2 poliziotti.
Anzi, voglio che lo sappiano tutti quanti. Voglio parlare con i giornalisti. La verità dovete scrivere, la verità. Mi mischiano in ogni delitto. E anche voi giornalisti mi mischiate. Appena succede qualcosa, chi è stato? Graziano Cassitta. Graziano Cassitta. No, troppo comodo. Va bene che io sono latitante. E il latitante è un coperchio buono per tutte le pentole. Ma ognuno si gratta la rogna propria. Io rogna d'altri non ne gratto. Quei 2 poliziotti non li ho ammazzati io. Laggiù, c'è un sentiero, laggiù in basso. Ci passa continuamente una pattuglia di poliziotti. Io li vedo, ma loro non vedono me. E io potrei sparare. Potrei sparargli addosso tutto il fuoco dell'inferno. Ma io non sparo, porco mondo. Io mi difendo e basta. Io non sono un sanguinario. Non faccio carneficine. E adesso state qui almeno mezz'ora. Andiamo. 1967. Sull'onda dell'emozione suscitata dal folle gesto dello studente bandito, il fenomeno del banditismo sardo diventa un problema nazionale. Dibattiti in Parlamento. Escono libri che tentano di investigare la realtà qualche metro sotto la superficie. L'opinione pubblica è divisa. Da una parte, istericamente si chiede la repressione violenta. Galleggiano residui di mentalità razzista. Alcuni giornali incitano a spedizioni punitive. Uno scrittore suggerisce lo spargimento di gas nei monti della Barbagia. Ma colpire dall'esterno la Barbagia solo con la repressione è impossibile. Su questo scoglio entrano in crisi le strutture dello Stato centrale. Polizia contro magistratura, magistratura contro polizia. In realtà il banditismo non è che la spia di una condizione d'arretratezza e di malessere. Barbagia, la società del malessere. Come vivono i pastori? Chi sono i proprietari dei pascoli che esosamente sfruttano il lavoro del pecoraio? All'origine delle grandi accumulazioni terriere c'è l'usurpazione delle terre demaniali, favorita da una legge estranea alle tradizioni della Barbagia e imposta dall'esterno dai re piemontesi nel secolo scorso. Usurai, predatori e grandi ladri di bestiame che si divisero le terre comuni alzando muri e confini arbitrari sono i capostipiti di molte famiglie notabili di oggi. Ancora adesso 6.000 proprietari possiedono il 56% della terra. Agli altri 260.000 resta solo il 5%. A questa ingiustizia legalizzata i più poveri hanno reagito, legalizzando prima il furto di bestiame e oggi il sequestro di persona, più rapido e redditizio. Ma le gesta di Graziano obbligano la stessa Barbagia a guardarsi allo specchio. Il no radicale alle strutture della società borghese induce alcuni a vedere in Graziano e nel banditismo un elemento di sovversione, un esempio per la guerriglia. Ma la maggioranza diviene protagonista di una contestazione politica cosciente e matura. Studenti e pastori, a più riprese nel 1969, scendono nelle piazze, occupano le sedi comunali, respingono il banditismo come forma di ribellione, ma respingono soprattutto la teoria della repressione, esigono riforme decise che stronchino il male all'origine. Una piccola frangia della contestazione, infine, radicalizzata su posizioni separatiste, predica la disannessione della Sardegna dallo Stato italiano. Alcuni esponenti di questa frazione politica riescono a prendere contatti con Graziano e gli offrono la direzione del movimento indipendentista. Vieni. Ho tanta paura per Sta te. tranquilla, ormai tutti mi proteggono. Guarda, mi hanno chiesto di liberare la Sardegna. Hai visto? Se voglio, divento il capo dei separatisti. È venuto a cercarmi anche un ufficiale del SIFAR, un capitano. Voleva sapere qualcosa di più su questa faccenda. Tutti mi cercano adesso che sono importante. Avrò un passaporto politico e un giorno me ne andrò chissà dove. E allora nessuno potrà più toccarmi. Ci sposeremo. Avremo una casa. Ma come vuoi che io possa credere alle belle cose che dici, Graziano? Stai sempre nascosto, devi sempre scappare. Ma le cose stanno cambiando. Io farò tanti soldi, ma veramente. Per cominciare, lavorerò da solo. Niente più capi. Niente più ordini. Non ho bisogno di nessuno. La mia testa mi basta. Cedere! Avanti, se sbrighi! Circolare, via, avanti! Un mon via! Ma io Ehi, venga con noi! sentito! Andate! Su!
Camminare, camminare! Bastardo! Chi ti ha detto di sparare? Ho sparato alle gomme, Graziano. Quando sparo non sbaglio mai. Forte, levagli gli occhiali e mettigli il cappuccio. E lascia. Che se non ci vede è pure meglio. E non chiacchierare tanto, forza. Aiuto. Adesso lei viene con noi. Ah, a proposito, ci hanno detto che lei soffre di mal di cuore, perciò cerchi di rimanere calmo. Ha le pillole? Lucia. Ecco le sue pillole. Andiamo. Benissimo. E allora i sequestri ve li fate da voi. Mi pare chiaro. Sta attento, Graziano. Se hai combinato qualcosa, lo devi soltanto al nostro aiuto. Ve lo siete fatto pagare troppo caro. Il vostro aiuto. Stammi a sentire, Graziano! E non sono più solo. C'è tanta gente oggi dietro di me. Non sono soltanto un bandito. Ti riferisci a questo? A questo e ad altro. Nessuno è indispensabile. Se oggi fosse ancora vivo Antonio Masala potrebbe confermartelo lui. Se questa è una minaccia, state attenti a voi. Niente mosse false. Perché io posso farvi camminare tra le pietre e le spine fino all'ultima goccia di sangue. Ricordatevelo. Conviene a voi restarmi amici. Ma sotto di me, capito? Vai, rispondi. Rispondi. Aspetta, va, vengo io. Pronto? Sì? Dove siete esattamente? Ah, va bene. Sì, va bene. Adesso ho finito e posso venire subito. Va bene, grazie. Ozieri, marzo 1968. Via! Ma il bambino cosa c'entra? Stai tranquillo, lo lasciamo subito. Dove ci portano? Non ti preoccupare, ti portiamo subito a casa. Preparatevi che dobbiamo scendere. Sentite, non è per rubarvi il bestiame, è un favore.
Che gli fate? Sta tranquillo. Questo bambino lo porti a Ozieri. Abita Ma in via dove lo Serra Pais. portate? Sta buono, sta buono. Il nonno ha la concessione della FIA. Papà! Abitano tutti insieme. La casa non tardi a trovarla. Perché devo fare questo? Perché ti conviene, capito? Io, portalo via. Se siamo arrivati a questo punto è perché nessuno si è mai ribellato. Io non pago. Non ne ho e non pago. Ha ragione. Se noi teniamo duro, ce lo rilasciano. Allora avete deciso, volete proprio che il nostro giornale pubblichi subito il vostro appello? Io penso che possa essere pericoloso. Anche la madre e la moglie lo vogliono. Siamo di comune accordo. Va bene a tutti? Senz'altro. Noi, famiglia Vedetto, rivolgiamo un appello ai rapitori di Peppino. Ma lei che... Non abbiamo mezzi per pagare. Non possiamo pagare. Perciò pubblicamente vi invitiamo di restituire il padre ai 3 piccoli figli che lo attendono con ansia. Rilasciatelo. Se non lo farete, compiremo tutti gli sforzi per identificarvi e punirvi duramente. Con questa sfida ai banditi, sconvolgente anche perché è la prima volta che i familiari di un ostaggio si ribellano ai fuorilegge, termina l'appello dei Vedetto, pubblicato stamane dalla Nuova Sardegna. La trasmissione del giornale radio è terminata. Sfida? Ma che sfida? Ma che si credono di impaurirci? Ti vogliono morto. Hai sentito? Credono di metterci paura. Diamo la lezione che si meritano, lui e la sua famiglia. Ammazziamolo. Tu non ammazzi niente, piantala di bere. Ho detto che non ammazzi niente e chi comanda sono io. Ficcatelo bene in testa. Via, andiamocene via. Va bene, Graziano, qua comandi tu. Però farci prendere a pesce in faccia da questi Vedetto. Fanno, sfidano, minacciano. E che? Facciamogliela rimangiare questa sfida. I soldi. I soldi voglio io. E non i morti ammazzati. Non me ne faccio niente io di morti ammazzati. E li cacceranno i soldi. Li cacceranno fino all'ultimo centesimo, perché deve ancora nascere. Chi sfida Graziano Cassitta. Io l'uomo lo tengo quanto mi pare. Posso tenerlo anche 2 anni. E nessuno lo trova. E nessuno trova me. Signora, chi vi ha detto di venire da me vi ha fatto fare un viaggio inutile se soltanto per parlare del sequestro di vostro marito. Graziano non c'entra. Lui queste cose è uno che lavora, non le fa. Non è cattivo, non le fa. Ma potete aiutarmi lo stesso. Graziano non c'entra, ma forse lui sa dove Peppino si trova. È latitante, Graziano. È la mala sorte che l'ha reso latitante. Hanno ucciso un uomo in questa famiglia. Un figlio mio. Un figlio che lavorava e non faceva male. Graziano può informarsi. Se vuole può aiutarci a uscire da questa disperazione. Voi avete la vostra disgrazia. E noi la nostra. Un figlio bello e forte m'hanno ucciso. E gli altri figli me li hanno carcerati innocenti. E ora questo figlio fuori casa è perseguitato dalla giustizia. Andiamo Orsette, andiamo a criccare! 30 aprile 1968. Per la prima volta un sequestro di persona provoca una reazione popolare. Si organizzano gruppi di volontari civili per dare la caccia ai banditi. Ma anche questo esperimento fallisce. Infatti allo sdegno per il rapimento di un operaio si intrecciano interessi più gretti, quelli dei principales, e cioè dei padroni della pianura, che per risentimento razzistico vorrebbero mandar via dalla zona i pastori poveri della Barbagia. La caccia ai rapitori di Vedetto diventa un pretesto per regolare vecchi conti. E tutto finisce in un linciaggio abortito, in una scampagnata con vino e pecorino. Dica pure, signora. Da 9 giorni attendo invano che mio marito torni a casa. Di notte i bambini chiedono del loro babbo e non dormono. A quelli che tengono prigioniero Giuseppe vorrei chiedere un atto di generosità. Non lancio sfide. Uomini, che mi avete portato via mio marito, vi prego, ridatemelo, fate quest'atto di generosità.
Malgrado siano trascorsi ormai diversi giorni dal fatto, il rapimento di Giuseppe Mo' Bedetto basta. continua a suscitare commozione ed esecrazione in tutta la Sardegna. Ormai da troppo tempo gli uomini di Graziano spadroneggiano sulle È montagne da della fessi Barbagia. ascoltare questo E la rosario. polizia è impotente. Se non paga, ci penso io. Cartana, secondo me stai sbagliando, troppe arie da capo. Non ti mischiare, sono affari nostri. E basta! Sta attento, Cartana. Tu parli troppo per il mio carattere. Obbedisci e basta. E se qualcuno di voi prova a toccare Bedetto senza un mio ordine, quello dovrà fare i conti col sottoscritto. Vi scongiuro con tutto il cuore di pagare subito. Firma. I tuoi familiari bisogna che la piantino con tutti questi giochi. Prima la sfida, poi tua moglie in TV che piange. Noi non ti vogliamo male. Ma sono loro, i tuoi familiari, che ti vogliono male, perché altrimenti a quest'ora avrebbero già pagato. Ma noi di soldi non ne abbiamo. No, non fare il furbo anche tu adesso. Avete la Fiat per tutto il territorio di Ozieri. C'è chi ci informa bene, sai? Sappiamo tutto. E a noi i soldi ci servono. Senza offesa, solo per dire le condizioni mie. Stai certo che di soldi ne hai più tu di me. Ma che cosa ne sai se ho i soldi o non li ho? Ma che cosa sai? Spolpato da tutti! E queste armi per difesa pagate come oro. E poi quei maledetti che si prendono i soldi per cambiarli in altri soldi non sospetti e metà se la tengono in tasca. Ma non sai cosa mi rimane? Guarda qua, niente mi rimane. Ma eccolo il mio vestito, porco mondo, voltati! Puoi guardare, guarda il mio vestito, guarda la mia faccia. È un vestito e una faccia da milionario. Perdi tempo con queste prediche. Lo conosco io il sistema per farlo pagare. Zitto! Tu conosci solo il vino. E portatelo dentro. Sai, forse prendere Bedetto è stato uno sbaglio. Uno sbaglio? Come sarebbe uno sbaglio? Di soldi la famiglia non ne ha tanti. Eppure ci hanno informato che ce li ha. È sbagliata l'informazione. E adesso abbiamo parecchia gente contro per questa faccenda. Beh, se è della gente che ti preoccupa, sai difenderti da loro. Non è suo problema la gente. No, Miguel, la simpatia della gente ci è necessaria come l'aria che respiriamo. Senza la Barbagia il latitante non vive. È perduto se perde la Barbagia. E allora rilascia Bedetto. E neanche questo, porco Giuda. Se molliamo una volta siamo fottuti per sempre. Non ci pagano più. Prendere Bedetto sarà stato uno sbaglio. Ma ora che l'abbiamo preso, Deve pagare, poco ma deve. Gli informatori ti hanno fregato. Purtroppo, Graziano, tu sei un pastore. E la gente di città non la conosci. Quelli hanno tutti 2, 3, 4 facce. Se hanno fatto il rapimento, è stato solo per calcolo. Graziano! Graziano. Cosa vuoi da me? Allora, Graziano, parla. Che ti serve? Hai forse nuovamente bisogno del mio aiuto? Eccomi qui. No, non è per questo, è per chiarire una cosa tra di noi. Ti vedo nervoso e non ti riconosco, Graziano. Voi mi avete fregato. Mi avete dato apposta informazioni sbagliate su Bedetto. Però io l'ho capito. E attenti a voi. Cerca di calmarti, ti stai montando la testa. Troppi giornali, troppa ambizione, caro Graziano. È meglio che ti levi davanti. Vattene, sei un verme. Quest'insulto te lo faccio pagare. Che cosa mi fai pagare? Ma io ti faccio, hai capito? Io ti ammazzo! Fermi! E nessuno spari! Hai fatto una cosa senza criterio, Graziano. Credi a me, non sei nessuno, anche se pensi di essere chissà che cosa. Capo guerrigliero, mi fai ridere, Graziano. E bada! Stai rompendo le scatole anche a quelli della tua banda.
Dicono tutti che Benedetto ce l'hai tu. Non ci credo. Ma fai qualcosa per lui. Puoi informarti e chiedere la sua liberazione. Lo farò, mamma. Ti prometto che lo faccio liberare. E accetta le offerte che ti fa la polizia. Graziano, costituisciti. Sta tranquilla, mamma. Ci sto già pensando. Ma ancora non è il momento giusto. Sta a sentire, Graziano. Rifletti. La polizia ci darebbe 80 milioni. Per me ce ne vogliono 150. Tratta per questa cifra. Voglio che possiate stare tranquilli tutti. In cambio dell'ergastolo. Costituisciti. Dopo sarà troppo tardi. Che aspettino. Chi è? Graziano. Graziano, sei pazzo a venire in paese. T'hanno visto. Che cosa succede? Figlia! Non è niente. Figlia mia, che cosa succede? Torna a letto. Quando finisce questa storia, Graziano? Comprometti la famiglia, comprometti gli amici, tutti quanti. Sono tutti stanchi, Graziano. Basta. E tu? Anche tu non vuoi più saperne. Di la verità. Di la verità. Sta attenta che io mi vendicherò di tutti. Di tutti quelli che prima mi erano amici e che ora mi hanno voltato le spalle. Di te e di qualcuno dei miei compagni. Mi vedono stanco e pensano di approfittarne. Voi laggiù, a destra. Aprite! Polizia! Aprite! Siamo due donne sole. Prima dell'alba non apriamo a nessuno. È la legge. Fatevi lo storia, aprite! Di qua, ecco. H9 su versante 2.
Ho un fuoco qui, brucia. Stringi i denti, vieni. Vattene tu, Graziano, lasciami qui. Muoviti! Lasciami, Graziano, tanto sono fregato. Resisti. Ancora pochi minuti. È meglio che mi lasci qua, vattene. Non ci sono più. Maria, salvati, Graziano! Ma non Parlare, qua! stringi i denti! Coraggio! Coraggio! Ancora uno sforzo ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo arrivare poco lontano e siamo al sicuro. Lasciami qui, Graziano. Ti stai portando dietro un peso morto. Ma dai che ce la fai, che sei un valente. Che valente. Io sono una merda. Io non so come pensi, Graziano. Non sono combattente politico. Tutte balle. Mio padre, direttore della metropolitana. Un operaio, una nullità come me. E io non ho fatto l'Accademia di Toledo. Erano balle. Tutte balle. Devi smetterla con questa vita, Graziano. O fai la fine mia. Vedi, neanche questo è servito molto. Valente, partigiano, accademia. L'unica realtà sono le corna del toro che mi stanno entrando nella carne. È morto. Sotterriamolo, lasciamo una traccia, se no... No, non si sotterra. E voi questo non lo sotterrate! Fate le cose come vi dico io! Lasciatelo! Così almeno trovano il corpo e può tornare a casa sua.
Ciao, Graziano. I Bedetto hanno mandato a dire che sono disposti a pagare. Se rimangiano la sfida, pagano. Michele è morto. Si vede che era destino. Adesso tu cosa fai, Graziano? Che vuol dire cosa faccio? Rimani con me. Significa rimango con te. Significa che sei uno come noi. Sei uno che chiede denaro. Allora, che decidi? Prendi e vai. Sono le prove chieste dalla famiglia Bedetto. Le prove che Peppino è ancora vivo. Senza le prove questa gente non paga. Toh. La polizia! Salta giù! Giù. Controllo dei documenti. Lei come si chiama? Serra. Serra, e poi? Serra Mario, di Mamoiara. Favorisca i documenti. Non ce l'ho. Lei non è Serra, è Grazianetto. E va bene. Sono Graziano Cassitta. Santini, telefono alla centrale di Nuora che sulla strada di Fundales abbiamo catturato Grazianetto. Di che arriviamo subito. Tu affermi che quando hai lasciato i tuoi compagni il Bedetto era ancora vivo. Me lo auguro anche per te, perché se i tuoi compagni l'hanno ucciso o lo uccideranno, la tua posizione processuale peggiora. Tienilo presente. Io l'ho lasciato che era vivo. Sei proprio sicuro? Anzi, dovete ringraziare me se è ancora vivo. Perché i compagni, dopo la sfida, insomma, si erano arrabbiati e volevano ammazzarlo. Senti un po', saresti disposto a fare un discorsetto ai tuoi compagni? Ti ascolterebbero? Certo. Se glielo dico io, loro mi ubbidiscono. L'hanno sempre fatto. Lo persigono! Vai, parla. Io sono Graziano Cassitta. Sono stato arrestato ieri e addosso mi hanno trovato la prova schiacciante per il sequestro di Peppino Bedetto. E cioè la lettera e l'orologio. Vi scongiuro per questo di rilasciare sano e salvo Nino Bedetto. Non uccidetelo. Rilasciatelo. I vostri nomi non saranno mai svelati. Fatelo per me. Mi sarete riconoscenti adesso? Vedremo. Perché hai preso Bedetto? È un operaio. La famiglia soldi non ne ha. Ho visto, hai perso l'occasione di fare una bella rapina allo Stato. 20, 30 milioni se ti consegnavi volontariamente. Confermi queste cifre? Beh, è una buona pensione! Ma se per questo me ne avevano offerti anche più di 100. Anche più di 100 me ne avevano offerti. Parlaci un poco dei mandanti, Graziano. Ma è vero che Sì. Chi è? Pagato? Sì, 2 milioni. E condotto? Hanno detto stasera. Arrestato Graziano Cassetta, pensiamo di aver dato un colpo definitivo al banditismo sardo. Mi congratulo con voi.
Adesso che son valente